Maurizio Fontanella è coordinatore del progetto Neve Galdomani, avallato dal sindaco. 18 giorni fa in Consiglio Comunale dichiara un ottimismo misurato sul futuro del Colle, ma è davvero ben poca cosa a fronte degli annunci altisonanti che negli ultimi mesi hanno lasciato intendere la volontà di nuovi imprenditori pronti a subentrare nella gestione della società Alpe del Neve Galla, che per inciso al 30 settembre ha chiuso ma non ha mollato la proprietà degli impianti. Di questi tempi 2 anni fa a Nogarazza, su iniziativa del circolo del PD cassionese, venne presentato il progetto Neve Galdomani. Quinto Piolle, memoria storica del Nevegal. Assessore ai tempi delle Universiadi, ci dice: non vorrei sembrare nostalgico dei tempi in cui negli anni 70 il Nevegal era, se non la seconda, la terza stazione sciistica più importante del Bellunese. Oggi come oggi dobbiamo prendere atto di quello che è oggi il Nevegal e lavorare perché lì c'è ancora una potenzialità notevole. L'unica fabbrica turistica di Belluno è il Nevegal, dove vi lavorano e vivono centinaia di persone. Per loro, nell'incertezza, non ci sono ammortizzatori sociali. Chi deve battere un colpo deve farlo ora, consapevole del fatto, dice Piolle, che non si può prescindere dall'operatività degli impianti di risalita. I responsabili, quelli che possono veramente e devono fare la loro parte per il Colle, sono principalmente, in ordine proprio di importanza, sindaco, regione e provincia. Peccato che fino ad ora la provincia, salvo incontri e contatti informali, non sia mai stata chiamata a un tavolo ufficiale. Operatori, associazioni, Alpe del Nevegalla si sono incontrati invece lunedì con la consulta Ascom del capoluogo, che giovedì riferirà ai vertici dell'associazione. Intanto i giorni passano e, come si dice a Belluno, e il sol magna le ore. C'è nessuna nostalgia del passato, ma fa rabbia nel vedere che si rischia di lasciar morire una località che ha ancora molto da dare, sia sul piano sociale, economico, ma soprattutto anche ambientale.